Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 e come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ormai siamo in prossimità delle vacanze, se quest'anno ci saranno vacanze per via del Covid ovviamente tante aziende, tanti ovviamente non potranno chiudere, quindi si continuerà. Allora questa sera proprio per prima delle vacanze noi abbiamo ospite il sindaco di Padova Sergio Giordani, che lo ringrazio. Buonasera sindaco, grazie a voi. Con noi, anche per sapere se andrà in vacanza oppure se continuerà, visto quest'annata che non è stata sicuramente una delle migliori per quanto riguarda il mondo intero e in questo caso per quanto riguarda la città di Padova. Inizio da qui. Che vado in vacanza, questo è garantito. Sono leggermente stanco, però penso che alla fine molte aziende terranno aperto proprio per recuperare l'aspetto economico. Però devo dire una cosa, girando in questi giorni la sera nei ristoranti, sono solo a casa per cui approfitto di vari ristoranti, ho la sensazione molto positiva, non negativa. Cioè tutti quanti dicono faccio lo stesso fatturato che facevo prima, qualcuno qualcosa di più. Sono comportamenti strani, dipende dalle categorie. Chi ha spazi aperti solitamente fa ancora più di prima, chi ha spazi chiusi è un po' in difficoltà, parlo della ristorazione ovviamente, l'aspetto economico dei negozi. Chi ha l'abbigliamento classico non sta andando molto bene, l'abbigliamento sportivo sta andando bene, le calzature sportive stanno bene, le calzature civili non stanno andando bene. Cioè, no, ma quello già prima ormai ma dipende molto, sono dei fenomeni abbastanza strani. Però io vedo Padova che è abbastanza positiva, frizzante, c'è gente. Ho visto delle foto che mi ha mandato mia figlia, che ha fatto qualche giorno fa, è andata a Venezia. Non c'è nessuno a Venezia, pauroso. Cioè, Piazza San Marco, ore 12, vuota. Beh, lì c'hanno solo i turisti, quindi qui gli stranieri non arrivano. A noi mancano i turisti, però... Sindaco, non hanno fatto nemmeno Redentore, i fuochi di artificio, insomma. Però la situazione è preoccupante per Venezia, ovviamente me ne dispiace molto. Per Padova non è assolutamente male, stiamo riprendendo, c'è molta positività nel commercio, nella ristorazione, abbastanza positivo. Io dico inoltre a ottobre faremo Van Gogh con Marco Goldin, faremo i Macchiaioli con Federico Bano, mostre, stiamo cercando di incentivare il massimo per riprendere, perché anche Padova ha perso quasi 1.600.000 turisti, però sento spesso volentieri sempre più stranieri, per cui io sono positivo in queste cose. Ma non è preoccupato perché dicono tutti, sindaco, che quando arriverà l'autunno o dopo le vacanze estive ci sarà questa crisi che tutti la paventano, e io mi preoccupo e chiedo sempre a chi viene ospite in questa trasmissione, se tutti sanno che arriverà questa crisi, qualcuno cercherà di prevenirla con qualche iniziativa, con qualcosa. Lei è preoccupato di settembre, ottobre, novembre? Io sono ottimista, invece sono ottimista perché tanto prima, come italiani, ce la capiamo sempre, abbiamo sempre mille risorse, ci diamo da fare, siamo lavoratori, ci impegniamo. Come amministrazione comunale stiamo facendo iniziative, perché bisogna riprendere la città, nei nostri programmi c'è da fare un piano marketing importante per la città, per acquistare turismo, acquistare sia stranieri che italiani. Bisogna fare un investimento, non è facile, perché non è che ovviamente sotto l'aspetto economico abbiamo molte risorse, però dobbiamo fare uno sforzo collettivo tutti quanti. Io ragiono che facendo assieme le cose, categorie economiche, tutte quante, amministrazione comunale, l'università, un'altra cosa molto importante, a oggi mancano i 60.000 studenti, mi auguro, spero, e vedo che il direttore sta facendo 1000 iniziative per riportare gli studenti a Padova. Abbiamo 61.000 studenti. Senza quei studenti è come avere un'altra città nella città. Vuol dire che gli affitti, la ristorazione, tutti quanti durante l'anno si lamentano gli studenti. Pensate che valore abbiamo dei studenti a Padova, oltre all'aspetto culturale, parlo sotto l'aspetto economico, importantissimo. Abbiamo un aspetto economico che non dico dipende dalla scuola, ma è veramente influenzato sull'aspetto economico. Per cui ho fatto un applauso al rettore, magnifico rettore, che ha fatto queste iniziative per riportare gli studenti a Padova. È molto importante. Certo, anche perché creare un movimento è anche ovviamente vedere giovani
essere una bella cosa. Allora andiamo avanti perché Però io non sono preoccupato, devo dire, sono in termini positivi. Come hanno detto molti scienziati, bisogna abituarsi a convivere col virus. Non c'è la soluzione, nessuna bacchetta male. Ci vorrà 6 mesi, 8 mesi, un anno, non lo sa nessuno per avere il vaccino. Nel frattempo bisogna mantenere distanze di sicurezza, avere igiene personale, igiene nel posto di lavoro, stare attenti a cambiare l'aria il più spesso possibile nei luoghi di lavoro, il ricambio d'aria e nelle proprie abitazioni. Non c'è nulla da fare. L'aspetto sanitario è importante, ma ricordo che l'aspetto economico, non dico che è più importante, poi direi un'oscenità, però è determinante. Se perdiamo il lavoro, se l'economia va male, ovviamente non c'è soluzione. Io sono molto contento della notizia che è arrivata tramite l'Europa, che ci hanno dato molti soldi. 209 miliardi. Si tratta, 209 miliardi di cui un'ottantina a fondo perduto. Spenderli velocemente, spenderli bene. L'Europa ci controlla in questo, perché ha detto... ha ragione, ha tutti i termini per controllarci. Però se facciamo le cose per bene, io penso che sia un aiuto fondamentale. Solo che arriveranno nel 2021, ne arrivano una parte inizialmente, quanto diceva il ministro Gualtieri, diceva che ne arrivavano una ventina abbastanza rapidamente, quindi una ventina di miliardi. Poi io sento sempre parlare di miliardi, però poi alla fine ovviamente il piccolo cittadino non vede tanti grandi benefici magari. Noi non usciremo da questa pandemia, da questa crisi, non usciremo se perdiamo il lavoro, se non abbiamo un sostegno economico delle persone, se non abbiamo le aziende che funzionano, se non abbiamo le amministrazioni comunali che sono dotate di risorse, bisogna uscirne. Allora, faremo debiti proprio prossimi anni, N generazioni. Purtroppo è questo. È inutile accusare sempre gli altri, trovare giustificazione, è sempre colpa dell'altro. Bisogna aiutarsi a vicenda di risolvere i problemi. Se tutti assieme ce la facciamo, se ognuno fa l'egoista, pensa a se stesso, come aveva intenzione di fare l'Europa e ha cambiato, secondo me, in merito di tutti quanti, in merito del ministro del Premier Conte, io vedo positività in questa cosa, io vedo positività. Perfetto. E voglio essere positivo perché è il mio dovere essere positivo, come deve essere un dovere di tutti i cittadini. Aiutiamoci e superiamo questa crisi. Bene, allora abbiamo molte tematiche, parleremo anche dei focolai del Covid che hanno intaccato un attimino Padova, perché ce ne sono stati diversi nei giorni scorsi, quindi parleremo anche di questo, raccomandazioni che l'amministrazione, in questo caso il sindaco, ha fatto ai cittadini padovani. Però iniziamo perché ieri ha annunciato il cambio delle persone nell'amministrazione di Padova. Andiamo a vedere il servizio di Elisabetta Coraccia, poi ne parliamo. Bisogna accendere i televisori. Il nuovo vice sindaco di Padova, un meritato riconoscimento all'esperienza e al lavoro fin qui effettuato, sempre stando in mezzo alla gente. Andrea Ragona è invece il nuovo assessore che assume le deleghe alla mobilità e viabilità e alle politiche del territorio e sviluppo urbano sostenibile. A 3 anni dall'inizio del mandato, ecco dunque il rimpasto della Giunta Giordani, necessario dopo le dimissioni del precedente vice sindaco Arturo Lorenzoni, ora candidato alle regionali del 20 e 21 settembre, quale sfidante a Luca Zaia. Ma il rimpasto di Giunta, deciso dal primo cittadino già mesi fa, non si esaurisce con le nuove nomine già citate, visto che a cambiare è anche la ripartizione di alcune deleghe. Per prima cosa, il neoassessore non si occuperà dell'aggiudicazione della gara del trasporto pubblico locale, che sarà invece gestita direttamente dal sindaco Giordani, che per sé tiene anche la nuova delega al progetto strategico Padova 2030, il cui obiettivo è di coinvolgere imprenditori, associazioni, maggioranza e opposizione, la Curia e l'Università nella progettazione della Padova del futuro, risolvendo problematiche attuali, in primis quella dell'area attorno alla stazione, con i noti buchi neri PP1 e ex IFIP. L'importante delega alla sicurezza, il primo cittadino la cede all'assessore Diego Bonavina, che quindi, oltre all'avvocatura e allo sport, sarà anche il riferimento per la polizia locale. Invariate le deleghe per gli assessori Piva e Colasio, mentre l'edilizia privata si aggiunge ai referati dell'assessore Bressa. All'assessore Gallani va invece Agenda 21 e all'assessore Nalin l'edilizia residenziale. Questi i principali cambiamenti. Resta ora da riempire il posto lasciato da Ragona alla presidenza di Bus Italia Veneto. Pro tempore la carica è stata assunta dall'avvocato Guido Santocono, già nel CDA dell'azienda per ferrovie.
Noi abbiamo fatto il titolo nella trasmissione Padova nel segno della continuità, perché non cambia nulla all'interno dell'amministrazione. Però un paio di domande so a lei non gradite, però sono doverose fargliele. Ovviamente coalizione ha perso un attimino di potere all'interno della giunta, avendo perso il vice sindaco Gare di coalizione e avendo messo uno del PD all'interno di questa maggioranza come vice sindaco, oppure no? Cioè prima c'era un vice sindaco che era di coalizione civica. Orizzonte? No? Orizzonte, vabbè, insomma, sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Più o meno era diverso. No, più o meno niente, sono due cose diverse. Orizzonte è una cosa, coalizione civica è un'altra cosa, sì. PD è un'altra cosa. Sono due. Sì, però io in questi ultimo mese e mezzo ho avuto moltissimi incontri con i gruppi politici con cui cercavo di gestire il problema. Non è stato facile. Perché alla fine non credo, o sono tutti soddisfatti o non sono soddisfatto. Alla fine quindi ha battuto i pugni sul tavolo lei? Ma io non batto mai i pugni, È un modo di dire ho sempre il sorriso sulle labbra, parlo con tutti, discuto, faccio, è il mio dovere decidere nel bene e nel male. E al di là avevo un obiettivo in testa, che persone che devo portare devono essere di qualità, non può essere che per soddisfare le logiche politiche prendo qualsiasi persona, per cui quello che mi so autoguidare è la qualità delle persone. Faccio l'esempio, Andrea Ragona, lo conosco da 3 anni, quando sono stato fatto presidente di Bus Italia, è un ragazzo di coalizione civica questo, almeno penso, perché faccio fatica a seguire anche tutte queste cose, per presumersi, comunque è sponsorizzato da coalizione civica, però mi ha guidato non la logica di coalizione civica, ma la logica della qualità della persona che conosce il trasporto. Non bisogna che accontentare qualcuno, visto che tutti i posti che vengono presi sono posti dati ovviamente in virtù della campagna elettorale, degli equilibri politici, perché ho bisogno di avere un consiglio, ovviamente come maggioranza solida e anche una giunta solida. In questo periodo di tempo, in questi 2 ultimi mesi, la Giunta, nonostante ci fossero queste logiche politiche di incontri continui, la Giunta ha continuato a lavorare, Arturo Lorenzoni compreso, ha continuato a lavorare tranquillamente e serenamente, per cui non si è mai interrotto il lavoro operativo della Giunta. Anzi, devo ringraziare in particolare maniera Arturo Lorenzoni, perché il suo contributo l'ha continuato a dare sempre. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male intendo dire anche quando c'erano dei problemi, lui è sempre stata una persona leale, corretta, un amico devo dire. Io inizialmente avevo chiesto alla Giunta, per cortesia non candidatevi, io vorrei che voi steste tutti quanti qui, perché è una Giunta che lavora effettivamente sotto l'aspetto, anche sotto l'aspetto personale. Non c'è mai stato una diatriba, mai stata una lite, ovviamente sono opinioni diverse, ma lite non ce ne sono state. Noi arriviamo non so, andiamo a cena, al piacere di stare a cena assieme allo staff, a tutti quanti, per cui è una giunta positiva che continuerà anche questa, continuerà ulteriormente, perché non è cambiato nulla. Mi sembra quando parla, Sindaco, sia come gli allenatori, che nessuno fa la domanda. Lo spogliatoio è unito e tutti i relatori quando fanno un'intervista dicono lo spogliatoio è unito, ma se uno non fa questa domanda vuol dire qualche perplessità mi viene, voglio dire. Ma no, io perché la dico? Perché sono soddisfatto e molto contento. Non ho esonerato nessuno, per usare un termine calcistico. Ricordo questo. Licenziato, insomma. Esonerato, per usare calcisticamente, anzi ero contento che tutti stessero qui. Arturo ha deciso di fare un grande passo, una grande sfida, un grande impegno. Ha soddisfatto tutti nelle scelte che ha fatto? Ma non è possibile soddisfare tutti, o tutti sì o tutti no. Alla fine ho detto, io faccio le scelte, mi prendo le mie responsabilità e le faccio. No. È una cosa che va da sé, che questo devo fare io. Alla fine spetta a me decidere. Chiaramente non. Come mai è stato scelto Micarici sindaco come vice sindaco? Perché è un ragazzo che conosco bene, che lavora molto, si dà a fare, è sempre in mezzo alla gente, è molto operativo, mi dà fiducia, non ha mai tradito l'amministrazione comunale, intendo non personalmente, nei concetti, vado d'accordo con tutti, per cui non vedo problemi. È stato anche quello che ha avuto più voti in campagna elettorale, per cui era doveroso, secondo me, riconoscere questo. Nella campagna elettorale, quando lei è stato eletto sindaco, lei ha detto io voglio la sicurezza urbana e la polizia locale. Perché ora ha dato questa delega all'assessore Polarina? Perché ho in testa
è una cosa molto importante. Ho chiarito anche con Diego Bonavina, a cui ho dato la delega, che non è che mi chiamo fuori da questa cosa qua. Per me la sicurezza rimane importante e basilare. Però ho chiesto a Diego e la polizia locale, il comandante, di essere ancora più incisivi sotto l'aspetto della sicurezza. La sicurezza non ha, come ho detto tante volte, non ha colore politico, non è destra, non è sinistra. Il cittadino ha diritto di essere tranquillo e sereno quando va fuori casa a qualsiasi ora. C'è un ottimo rapporto col nuovo questore, anche col vecchio devo dire, col prefetto, col carabinieri, guardia di finanza, con tutti. Noi stiamo facendo un grande, dico noi perché la polizia locale, stiamo facendo un grande lavoro e penso che i cittadini me ne diano atto, chiaramente, non può essere tutto perfetto. Mi ricordo che abbiamo finito di installare tutte le telecamere, abbiamo finito di installare tutte funzionanti. Sono tutte collegate. Quante sono? 900. Per cui dico... Sono tutte funzionanti? Sì, tutte sono funzionanti, salvo rotture che possono capitare, ovvio. Ma sono tutte funzionanti e collegate. Per me questo è un grande risultato, per cui la sicurezza è importante. Io sono abbastanza impegnato in altre cose e non volevo assolutamente privare la città della giusta sicurezza. Diego Bonavina è una persona tranquilla, seria, che mantiene gli impegni, che si dà da fare, che ha anche abituato a socializzare per via dello sport con i residenti, per cui ho individuato in lui una persona che può dare un apporto ancora superiore a quello che ho dato io, per carità, questo è sicuro. No, magari molto bene perché lei era impegnato, magari che i giornalisti quando venivano a chiedergli... c'è un'altra cosa che io ho in testa, l'ho detto, una cosa molto importante, per me, molto importante, che mi porterà via molto tempo, che è Padova 2030. Le stavo chiedendo proprio ora, che è una cosa che ci tiene. Ci tengo moltissimo, ce l'avevo in testa ancora in campagna elettorale, ce l'ho avuto in testa nei primi anni di mandato, non sono mai riuscito a farla perché per altri impegni, abbiamo fatto tante cose. Tutte queste cose però sono state un rammendo della città, lo definisco io. Cioè tutti i posti che anche nel tempo non venivano soddisfatti, tipo Via Anelli, la Prandina, l'ospedale e via dicendo, non faccio l'elenco perché è un elenco lungo, tutti assieme siamo riusciti a fare un rammendo della città. Non è sufficiente a fare un rammendo della città, bisogna pensare in prospettiva futura. Mi cerco di spiegare meglio. Ho avuto parecchi 2 o 3 incontri con Beppe Sala che considerano un riferimento importante, il sindaco di Milano. Certo. Mi ha consigliato, mi ha dato dei consigli importanti che sto cercando di attuare. A settembre vorrei fare una riunione di tutte le categorie economiche, della cultura, di tutti, per dire abbiamo di fronte a noi una città spettacolare e splendida. Facciamo tutti assieme anche alla minoranza politica, non c'è nessuna voglia di essere leader in questa cosa. La città deve essere leader. Facciamo un piano per i prossimi 10 anni. Padova 2020-2030. Deve essere un indirizzo comune che tutti quanti abbiamo. Non è possibile che quando cambia un sindaco cambia la logica, si fa questo, non si fa questo. Milano è un grande esempio. È cambiato il colore politico, però hanno sempre avanzato in tutti i termini. È una città importante. Anche qui a Padova. Cosa? Anche qui a Padova. Lei sta continuando i lavori che ha fatto l'amministrazione precedente, come giusto ovviamente sia. È il mio dovere fare questo. Però dico, ci vuole una linea retta, una linea che dica prossimi anni cosa facciamo. Abbiamo delle aree importantissime a Padova che non sono state ancora sviluppate, che non si riesce a fare un mandato o 2. Probabilmente ci vuole tanti anni, però bisogna avere una linea conduttrice. Faccio un esempio. Padova arriverà all'alta velocità. Arriverà all'alta velocità vuol dire che arriva la Ferrovia dello Stato con grandi risorse economiche. Si sono detti assieme al Ministero, assieme al RFI e assieme alla Regione di fare un grande investimento su Padova. Grande investimento non è ancora definito esattamente, ma vuol dire per me, vuol dire che arriva all'alta velocità, vuol dire di migliorare la stazione, di fare la stazione, vuol dire fare quel famoso boulevard che collega Racella, ma non un sovrappasso, una cosa più importante che arriva, non so, ad altezza da definire, ma un collegamento che è con Arcella, stazione, PP1, IFI, Parco Tito Livio, che vuol dire Boschetti adesso. Questo non ci vuole un anno, ci vuole tanti anni. Però è bello pensare così, pensare in prospettiva cosa fare. Abbiamo dei punti forti,
l'ospedale, che il nuovo polo ospedaliero, questo alta velocità, Quindi stazione. Io lei dico, mettiamoci assieme, tutti quanti, tutte le catene economiche, cultura, qualsiasi politici, facciamo un'azione tutte assieme, facciamo dei tavoli in cui sorgono le idee, ex sindaci, che sono un valore importante, portiamo avanti assieme le cose. Io sono convinto, non sarà una cosa semplice, sarà 6 mesi, un anno, non lo so, però questo deve essere per me un punto fondamentale, perché io penso che sia doveroso che tutti assieme la città, indipendentemente dal colore politico, facciamo qualcosa di positivo. Va bene, A me piace molto questa idea. Può essere che sia un illuso, però questo la facciamo. No, ma lei è positivo, quindi sono sicuro che nella sua idea c'è qualcosa di molto interessante. Penso che piaccia a tutti, perché ognuno si sente protagonista, da commerciante, industriale, l'università, la curia, tutti quanti. Deve essere un modo di pensare diverso. Andiamo in pubblicità, poi terminiamo con le deroghe ovviamente a Aragona, sentiremo anche per quanto riguarda gli assessori, perché sono rimasti ovviamente tutti con le incarichi che avevano prima di questo rimpasto di giunta. Tra poco.